Ecco, per noi oggi è stata una cerimonia semplice però molto significativa perché quest'opera è un'opera che attendiamo da diversi anni. Qui c'erano stati realizzati più di 20 anni fa i magazzini comunali al piano interrato e da quel momento tutte le amministrazioni che si sono succedute hanno pensato all'ampliamento di questi magazzini per comunque realizzare spazi per la comunità. Fortunatamente abbiamo trovato risorse economiche nel mandato precedente e in questo mandato riusciremo a portare a termine quest'opera, opera che poi porterà quindi alla realizzazione di più spazi, diversi spazi associativi, quindi ci sarà il posto per 4 associazioni, spazi per degli ambulatori medici, quindi 3 nuovi ambulatori dei quali abbiamo necessità perché per ora i medici sono un piccolo ambulatorio sotto il municipio, una sala polifunzionale e una terrazza multiuso usata per attività che si possono fare, presumo, soprattutto nei mesi estivi all'aperto. Quindi è un'area che poi sarà vissuta in maniera importante da tutta la comunità. Abbiamo assegnato i lavori all'impresa Vanin che ha vinto la gara d'appalto. Partirà, è già partita, ha iniziato adesso ad allestire il cantiere e nei prossimi giorni partirà effettivamente con la nuova costruzione. Ripeto, un'opera che per noi è la più importante del mandato, anche per quanto riguarda l'aspetto economico. L'investimento è di 1,6 milioni, di cui 1,3 milioni circa di contributo legato ai fondi PNRR. Ecco, quindi è con orgoglio che diamo il via a questa nuova costruzione.